Mi chiamo Giusy, ho 33 anni e sono nata in un quartiere popolare di Napoli. Voi mi vedete sorridente, ma credetemi, non è stato sempre così. L'unico amore che non può farmi, l'unica vita che non può tradire. Ti fa una bella voce, sai? Piacere, mi chiamo Gianni Russo. Piacere. Faccio il produttore discografico. Lo sai stasera ho conosciuto il mio produttore? Tu fai buono adesso no, ma sta sempre che i piedi in terra. Lei ha il suo primo debutto e stasera ci delizierà. Sai che mi ha colpito proprio? Ma che Giusy o la canzone? Tu già stai accorto. Andiamo in scuola lavoro così livello, a finire che perda capo e poi non fatica più. Si condanna che tra qualche giorno è uscito il primo singolo. Ma quando è morto mamma non fai a temere, state accorto che non è buono, non fai capato, vira rimetti i piedi. Ma quello che voglio io veramente ti interessa? La musica è un brutto ambiente, un ambiente schifoso, che aveva a che fare che delusione, aveva a che fare con gli arrivisti, che cattive. Ti fidi di me? Non sto vedendo che tu mi fai grandi cose, capito? Oh, catà. Mi dispiace, non sono in vendita. La vedi quella scritta, mamma? Sì, ma cos'è mamma? La Dinte se fa musica. Non fa come me. Porta innanzi i sogni tuoi. Non ti ferma mai. Mamma, ma qual era il tuo sogno? Io volevo fare cantante. Io voglio cantare come mamma. Ma che ti credi che è una cosa facile? Perché? Perché i cantanti oggi ci stanno e domani non ci stanno più. Non è una cosa facile, come te l'hai spiegato? Ma tu ce l'hai fatta però! Sì, ce l'hai già fatta, come ce l'hai già fatta? Secondo te, facendo tanti anni e tanti anni di sacrificio lontano le cose più care della vita mia, lontano dai figli miei. La musica è una compagna troppo gelosa, te ne devi rendere conto di cose.